50 anni fa la grande alluvione che colpì Firenze, il Veneto, il Trentino e il Friuli, città e campagne sommerse indistintamente dall'acqua. Venezia salva per miracolo, ma con la punta massima di acqua alta mai registrata, 194 centimetri. Una data da onorare, dice il governatore Zaia, con interventi che facciano in modo che non possa succedere ancora. Siamo più tranquilli rispetto al 2010 perché di opere ne abbiamo fatte, ne abbiamo avviate, penso a Caldogno, a Montebello, Muson dei Sassi, la Colomberetta, Viale Diaz, insomma ne potrei citare Pradegai, ne potrei citare tantissime e c'è ancora molto da fare. Resta il grande pericolo, la grande preoccupazione del Piave. Il fiume sacro alla patria rimane un'incognita. Sul Piave vanno fatte delle opere secondo il piano stralcio previsto, vanno fatte le pulizie e mi lasci dire va anche vissuto il Piave non come un parco ma come un fiume che quando si arrabbia fortemente. Nel 66 la piena del Piave aveva 4.000 metri cubi al secondo. Ma chi deve intervenire e come? Noi abbiamo già delle iniziative in corso. La vera iniziativa da fare sul Piave è ripulirlo da tutte le piante, perché quelle piante in caso di grande piena creerebbero l'effetto diga sui ponti e quindi c'è il rischio che vengano spazzati via i ponti, e poi l'escavazione e la pulizia dell'alveo. Noi dobbiamo ridonare il rango di fiume, ridare il rango di fiume a un fiume che oggi non c'era più questo rango perché sta diventando un parco.